Andiamo allora con l'amico del sindacato di polizia, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Buonasera a lei, grazie. Parliamo di controlli li fa la polizia locale, no? Vede anche le brillanti operazioni, i fogli di via, gli allontanamenti, il territorio, il commercio abusivo, ma giustamente la mission invece della polizia di Stato è quella di prevenire, anche insomma di sanzionare laddove è previsto e è necessario comportamenti non consoni appunto alla nostra città, nel caso particolare Pordenone. A che punto siamo secondo lei? La collaborazione che è nata già con questa nuova amministrazione, insomma la conoscete, è un'ottima collaborazione che abbiamo con gli agenti della Polizia Municipale di Pordenone. E questo è chiaramente anche in aiuto professionale perché, ripeto, i numeri sono quelli che sono, invece riusciamo a collaborare, ripeto, e quindi a incrementare i controlli, che penso che questo sia importante e di interesse dei cittadini, no? Chi li fa o non li fa, l'importante è che vengano fatti e i cittadini pagano, sono i contribuenti della sicurezza. Abbiamo già una situazione di insicurezza perché la sicurezza viene sentita meno dal cittadino in questi ultimi anni. Però leggendo la statistica, certo, infatti questo che ho detto, questa collaborazione con le altre forze di polizia, non solo con la polizia municipale, ma diciamo che con la nuova amministrazione abbiamo raggiunto questi dati e quindi questa nuova collaborazione anche chiaramente con la polizia locale di paesi limitrofi come come Cordenons, come Porcia, che ci danno una mano anche sotto l'aspetto tra virgolette traffico e soprattutto incidenti urbani, dove chiaramente la polizia stradale sopraggiunge di rado perché ha delle turnazioni comportamentali che sono imposte da autovie venete, perché ricordo la polizia stradale, certo, la polizia stradale che vige anche loro sono in un numero veramente ristretto. Tra il distaccamento di Spilimbergo e quello di Pordenone devono garantire un servizio specifico pagato extra da Autovie Venete, quindi è un controllo che viene garantito più in autostrada da loro che nella via cittadina. È chiaro che se noi andiamo a pensare che di notte ci sono 1 o 2 pattuglie per tutto il Friuli Venezia Giulia della polizia stradale, viene un po' da sorridere, e i tempi d'attesa magari sugli incidenti sono veramente lunghi. Ci sono delle compagnie di carabinieri che ancora danno la disponibilità, ma quante caserme alle 20 dei carabinieri chiudono perché sono caserme gestiti da 17, ormai ecco, no, alle 20 un lusso, parlo di quelli limitrofi a Pordenone, alle 20 chiudono e rimane un 112. E questa è la gravità quando io dico che manca personale. E tutto poi è collegato dall'intervento dell'incidente stradale, dall'intervento per un furto in orario particolare, cioè al di là delle condizioni che si vengono a porre in essere con accordi tra il comitato dell'ordine pubblico, tra questore e prefetto e i comandanti delle varie armi, garantiamo comunque, lei lo vede, garantiamo, i cittadini anche lo vedono, che se non passa la macchina dei carabinieri, oggi da quella parte passa quella della polizia e delle altre forze di polizia. Parlava giustamente di furti, attenzione perché stiamo entrando nel periodo stiamo più entrando critico dell'anno, entrando in un quindi periodo, dare anche delle raccomandazioni. Stiamo entrando in un periodo particolare, soprattutto quello, innanzitutto quello delle truffe ai danni degli anziani, attenzione agli sportelli, nel ritiro delle pensioni, nei giorni vicini sicuramente alle 13esime, ma torneremo su questo argomento perché è importante. Io ogni anno, se si ricorda, chi mi segue da tanti anni, dico in questi giorni, in questo periodo dell'anno, accompagnate i vostri genitori anziani o la nonna a prendere la pensione perché
È un periodo delicato, anche per noi perché i negozianti hanno un afflusso maggiore, quindi anche la città, l'interno della città verrà presidiata sicuramente con servizi straordinari da colleghi che arrivano da fuori città, come spesso ormai siamo abitudine a ospitare, ma è particolare perché ci porta, anche con questo nuovo cambio di orario, ci porta a stare fuori di casa negli orari in cui i centri commerciali sono aperti e la gente rientra dalle abitazioni, nelle abitazioni da questi negozi che hanno degli orari un po' più diciamo aperti come i centri commerciali, e con le prime ore dell'imbrunire le case vengono visitate. Purtroppo abbiamo avuto anche in questi giorni parecchi un'impennata di furti non soltanto in città, ma anche no, nell'Interland, perché la giusto? città quantomeno è presenziata, ma c'è un disturbo naturale che è quello del passaggio di macchine. La periferia che noi andiamo a controllare proprio in questo periodo è proprio perché se in quella via manca l'illuminazione, è uno di quelli, e mi rivolgo ai sindaci che ci stanno ascoltando, ne abbiamo qua, ne abbiamo uno anche in parterre qui, il terzo comune più grosso della provincia, ci sono delle zone buie che, perché guardi, io ne lo dico perché a Roma ci sono degli interi quartieri bui. La risposta è stata, perché l'abbiamo fatto anche sindacalmente, è quella del risparmio. Non credo che sia un momento di parlare di risparmio su questa attività e sulla sicurezza. Il sindaco che è qui presente ha sempre collaborato con noi, quindi voglio dire è a conoscenza di queste problematiche, ma può capitare che ci siano delle vie che magari non raggiunti o per un motivo X sono meno illuminate, sono chiaramente più soggette di ritorno alla visita di persone che non desideriamo trovare in casa. Chiudiamo invece insomma con un briciolo anche di simpatia e di ironia. Pace fatta sulla questione dei cimiteri, allora. Ho preso un sbaglio. No, beh guardi, intanto qua speravo di trovare Grizzo e quindi mi sono munito di occhiali per non prendere un abbaglio. Speravo di trovare la Gucci, ma la Gucci l'ho sentita, era un semplice scherzetto per Grizzo che non vedo ancora nel parterre, ma lei ha sentito, insomma, hanno giocato un po' sulla mia parola sul degrado, ma io ho detto la Gucci direttamente, anche se ci sta ascoltando, ho detto per me quando un giardino c'ha l'erba alta, non curata, è sporco, per me è degrado, così come può essere una casa che non è pitturata, che ha la muffa, è una casa con uno stato di degrado. Cioè la parola degrado non significa che io dicevo che al cimitero di Pordenone ci sono i vasi buttati per terra e pezzi di braccia o di corpi umani distesi, cioè voglio dire, io sto dicendo che è degrado perché l'erba c'è, ma mi pare che anche loro abbiano detto che purtroppo per qualsiasi motivo, anche perché mi parlava che una volta erano 11 operai, adesso sono rimasti in 3, quindi capisco che quelli sono gli orari di lavoro e quelli sono poi le situazioni che si vengono a creare. Basta un mese, 2 mesi, mettici la pioggia, l'erba cresce, questo è il risultato. Io spero che, insomma, ripeto, mi dispiace che non ci sia qua Grizzo, ma chiederò perché, insomma, loro erano disponibili a dare una ripulita, insomma, prima di questi giorni. Tra altre cose, dopo quello che è venuto fuori nei giorni scorsi, buonasera direttore, vabbè, insomma, da il nome e cognome. Tempo fa avevo sollecitato un vostro diciamo così, intervento per segnalare al comune la situazione di degrado in cui versa il cimitero urbano. Sono contenta che lo abbiate fatto e che lo abbia fatto anche Raffaele Padrone. Grazie.
mi raccomando, filmi bene, se è possibile recuperi la mia email. Io ho risposto alla signora che l'email l'avevamo fatta leggere a tempo debito, no? Tra altre cose ringrazio la signora che ci segue sempre con simpatia e chiaro. attenzione da casa. Si vede, no? La gente segue, ma tanti telepone messaggi di questo tenore. Io vi ringrazio, oltre a fare sicuramente, insomma, la guardo un po' con l'occhio da poliziotto anche quando vado in giro, no? Allora le segnalerò altre cose. Va bene. Ringraziamo allora come sempre l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo la settimana prossima. Grazie ancora per essere stato con noi. Presa la banda degli outlet dopo l'operazione messa in atto dai carabinieri della compagnia di Gradisca su mandato della Procura di Udine, il servizio